strepitoso. Siamo entrambi ospiti. Sei un ospite strepitoso, va bene. Senti, Saluti Luciano, ai miei amici padani. dopo le 13:30 avremo con noi in diretta l'assessore regionale Claudia Terzi, perché ieri sono stati presentati i dati, la mappatura di Regione Lombardia con il telerilevamento attraverso naturalmente gli aerei con scanner che si chiamano iperspettrali. Abbiamo tutti i dati in open data, siamo i primi in Italia, tra i migliori in Europa. Si era fermata nel 2007, oggi vedrai è che stato ci aggiornato tolgono nel i 2012. finanziamenti anche per quello, perché ci devono far scendere, sempre scendere. Pochi soldi. Perché se no noi facciamo vergognare le altre regioni, capito? Con la sanità adesso tagli a rotta di collo ancora. Quello sì. Insomma, è stato presentato ieri questo lavoro di mappatura bene. elaborato da ARPA, che è l'Agenzia regionale per l'ambiente. La sento volentieri l'assessore Terzi, perché fra l'altro è una persona estremamente competente, mi fa un grande piacere sentirla. Complimenti all'assessore. Vi anticipo subito che ci sono ancora qualche milioncino, un paio di milioni di metri cubi di amianto in giro per la Lombardia, che sono stati debellati, diciamo così, mandati soprattutto all'estero in Germania. Io sono stato criticato perché invece di comprare una macchina diagnostica ho messo i soldi per togliere l'amianto dall'Istituto Nazionale dei Tumori, capito? No. Cioè l'Istituto Nazionale dei Tumori aveva l'amianto e curava i tumori d'amianto. Io non ho aderito a metterci un apparecchio per una struttura diagnostica che si chiamava acceleratore lineare. Qualcuno non ha letto la delibera, non ha capito neanche quello, hai capito? Però noi abbiamo investito per togliere l'amianto all'Istituto Nazionale dei Tumori che cura i tumori dell'amianto. Ecco. Comunque questo sarà un modello esportabile in tutto il paese, ma anche in Europa, ne parleremo proprio con Claudia Terzi, però noi torniamo a proposito di costi, di mancanza di risorse. Anche... Sì, ma cosa vuoi? È tutta una buffonata, non hai capito che la direzione è una sola. Togliere le funzioni della sanità pubblica per darle alla sanità privata che le finanzia con le assicurazioni. Io sto per dire una parolaccia, però saranno 4 anni o 5 che io lo dico, dopo che abbiamo visto come si muoveva Balduzzi, no? Col Politburo. O vi piace in conferenza Stato-Regioni sta cosa, altrimenti io faccio un decreto e me ne frego di quello che pensate. Da lì è cominciato tutto l'andamento della rovina. Lo diciamo noi magari ai nostri cittadini lombardi e veneti, perché visto che arrivano 2,3 miliardi di euro di tagli solo per il comparto sanitario con le balle degli sprechi, tagliando coi soldi alla faccia degli una 80 euro regione che regalava che ha bilancio pari, che è oculata, che non spende soldi per per le indagini inutili, perché c'è da discutere molto. Le indagini inutili non sono quelle che danno un risultato negativo, perché la tecnica sanitaria di diagnostica è escludere una malattia con un esame che dà un risultato negativo. Hai capito cosa voglio dire? Quindi se qui ci sono dei fattucchieri nell'ambito della sanità per riuscire a sbattere fuori dal gioco il sistema sanitario pubblico, capisci? Cercare di cuccare una buona parte di quei 109 miliardi e metterli da qualche parte, che sono i voti che è il Fondo Sanitario Nazionale, 109 miliardi. Sì, 109 miliardi tutti gli anni sono i soldi dei cittadini e delle tasse. Noi abbiamo creato un bene enorme con i nostri finanziamenti, abbiamo curato i nostri padri e i nostri nonni. Adesso, quando arriverà il momento di curare noi, se non avremo l'assicurazione privata non saremo curati, come succede in America, perché le banche hanno bisogno di fare le assicurazioni e di introdurre tutti i sistemi delle assicurazioni private e fare bottino un'altra volta. 0266203529, 0266203529. Apriamo le linee dopo la pausa pubblicitaria delle 13:30, quindi fra pochissimi minuti. Sarà con noi, come ho detto, l'assessore regionale Claudia Terzi, perché parleremo di amianto, naturalmente smaltimento, rimozione, ma che non è una cosa così semplice, tra l'altro. Non è semplice, e poi comunque ha delle conseguenze gravissime, insomma, le polveri di amianto, lo sappiamo benissimo, che è la prima causa di mesotelioma preurico. Bisogna anche stare attenti a rimuoverle, no? Capito? E poi bisogna anche sapere dove metterle. Bravissimo. E poi bisogna sapere anche che ci sono dei metodi moderni per far fuori l'amianto, non di mettere in discarica in una specie di sarcofago, perché dopo 30 anni il sarcofago si guasta e l'amianto finisce ancora nell'acqua, e l'acqua poi evapora e rimane l'amianto che poi possano mangiare fra 30 anni, in modo che gli fa bene, sono le vitamine, capito? Guarda che alcuni radioascoltatori ci hanno già anticipato, non mi hanno ascoltato, ho detto dopo la pausa pubblicitaria, abbiamo già una telefonata, e quindi la prendiamo subito in diretta e poi andiamo in pubblicità. Prego, buongiorno. Pronto, sono io, buongiorno. Io sono attento. Sono il signor Ernesto. Niente, riguardo alla questione si sente sempre che in America bisogna fare l'assicurazione privata. In America bisogna fare, ma in Russia ancora, oltre a pagarsi la sanità,
se non lavori non hai nessun diritto e devi dare una bustarella ai medici per essere curato. In Russia, già che parla tanto i comunisti, in America invece ti paghi la tua assicurazione e ti copre al 100% però, e perciò bisogna stare attenti come si parla, perché alla fine anche in Italia se vuoi essere curato devi avere soldi in nella sanità privata, perché se vai in quella pubblica, oltre a aspettare sempre il tuo turno, prima gli extracomunitari te vedi passa dentro dappertutto e noi dove anche il ticket, non ticket, ticket. Grazie, buongiorno. Grazie, beh certo, la direzione è quella lì, nel senso che lo stiamo dicendo noi, è una certo. denuncia con tutti i tagli. Stiamo denunciando che stanno togliendo le funzioni pubbliche alla sanità pubblica, le stanno dando ovviamente al finanziamento delle assicurazioni private, le quali hanno un bottino enorme perché riuscirebbero a spendere 3 volte quanto spendiamo noi oggi in Lombardia, capito? Perché se abbiamo la vicina Svizzera che ha le assicurazioni private spende il 16,4 e gli americani sono arrivati con le assicurazioni del PIL, noi in Lombardia il 5,1 quando il sistema sanitario funziona, negli Stati Uniti invece eravamo 16,3 3 anni fa e adesso siamo già a sforare verso il 20. Cioè... Ecco, dottore, la devo fermare giusto 2 minuti per la pubblicità. Elegante? Vado al vernissage, al finissage o all'escamotage. Dinamico. 7 palestra, 9 aperitivo e alle 10 a ballare. Ci entrerebbe pure un po' di free climbing. Fashion. Lo smalto? Per trovarlo sono arrivata a Londra. Per ogni modo di vivere la città c'è una Adam. Opel Adam, la city car dell'anno in Germania. L'unica con infinite personalità e multimedia IntelliLink. Gamma Opel Adam, da 8.900 euro con rottamazione. Scoprila anche GPL Tech. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ci siamo tornati in diretta, credo che sia con noi anche l'assessore regionale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Claudia Maria Terzi. Nel frattempo vi anticipo il tema che con cui abbiamo aperto la trasmissione Una mela al giorno, che è quello dell'amianto, perché ha naturalmente anche delle conseguenze da un punto di vista sanitario, perché voi sapete che l'esposizione all'amianto con una latenza naturalmente molto ampia, molto lunga, può portare a patologie gravissime del sistema neoplastico, cioè del sistema polmonare, respiratorio. Come ho detto, sono stati si chiama mesotelioma pleurico, certo. Dove ad oggi non c'è una cura, purtroppo, definitiva. No, non c'è una cura, perché questi sono come degli spilloni dentro gli emantomicroscopici e quindi e generano questa degenerazione neoplastica. Saluto l'assessore, lo saluto moltissimo e le faccio i miei complimenti, perché la sto seguendo e vedo che è una di quelle che si distingue da quelli che non fanno niente. E infatti, guarda, proprio ieri ha presentato quello che si definisce l'Open Data, che ha dato praticamente una mappatura della presenza di Eternit, insomma l'amianto in Regione Lombardia. Buongiorno assessore, intanto. Ciao a tutti. Ciao. Buongiorno assessore. Insomma, ieri è stata una giornata impegnativa, perché comunque sono spariti, come scrive anche il Corriere della Sera, quasi 800.000 metri cubi di amianto, però ce ne sono ancora circa
2 milioni in giro, insomma, soprattutto sui tetti. E Regione Lombardia come si pone di fronte a questo, che è un problema, come abbiamo spiegato prima, che ha anche delle ricadute sanitarie importanti? Beh, Regione Lombardia prima di tutto ha confermato la grande attenzione che già da anni, devo dire, ha messo sull'argomento. L'assessore Mantovani si è impegnato a riprendere tutto il lavoro sul PRAL, quindi un aggiornamento sul piano per quanto riguarda appunto tutte le questioni legate all'amianto, ovviamente dal punto di vista sanitario. Dall'altra parte invece la mia DG, la DG Ambiente, si impegna e sta lavorando per tutto ciò che attiene ovviamente la gestione dal punto di vista ambientale e il favorire per esempio lo smaltimento dell'amianto. Questo è il tema importante, lo smaltimento. Esatto, perché poi insomma ricordiamoci sempre che l'amianto non si può più utilizzare a partire dal 94, ma l'amianto che abbiamo ereditato rispetto agli anni in cui era fortemente utilizzato in tutte le costruzioni edili è ancora tantissimo. Poi la Lombardia è la regione più industrializzata, la regione più antropizzata, e quindi naturalmente paga un po' lo scotto di questo. Certo, non vuol dire che ovviamente siamo tutti in super pericolo, io lo dico sempre, non dobbiamo ovviamente fare dell'allarmismo, dobbiamo però tenerlo controllato, quindi a partire da quello che è il famoso censimento che è stato avviato appunto anni fa, che ha come obiettivo proprio quello di tenere controllato lo stato dell'amianto che magari abbiamo sul tetto. Da lì derivano tutta una serie di obblighi, ma soprattutto di azione a tutela della salute e anche dell'ambiente in cui viviamo. Uno su tutti, per esempio, oltre ad aver deliberato questo particolare impegno che si possono assumere i comuni e che invitiamo i nostri sindaci ad assumersi quanto prima, cioè quello di diventare un po' capofila all'interno del loro comune per quanto riguarda la gestione di quelli che sono appunto le piccole quantità, i quantitativi domestici, i cosiddetti domestici di amianto. Questo favorirà senza dubbio lo smaltimento per quelli che sono appunto i tipici, non so, dalle nostre parti si usano moltissimo i pollai, piuttosto che i famosi tabbiottini in cui mettere e ricoverare gli attrezzi e tutto. Quelli magari sono quelle cose che un po' ci sfuggono, a cui non prestiamo tanta attenzione, ma che invece necessariamente devono ricevere tutta la nostra attenzione e soprattutto il nostro impegno per quanto riguarda le attività di bonifica. Quindi abbiamo deciso di fare questo, di dare una mano ai comuni, addirittura gli forniremo il bando, gli forniremo tutto, devono solo volerlo i sindaci e partire con questo tipo di attività. E ancora a breve saranno disponibili, almeno speriamo a breve, perché stiamo ancora aspettando l'ultimo decreto legislativo di questo fantastico governo di tanti annunci e ben poche cose concrete. Dicevo, quando ci arriverà il via libera definitivo da parte del governo, partiremo invece con i bandi che in totale sono valgono 50 milioni di euro per efficientare gli edifici pubblici, e abbiamo deciso che una premialità verrà data a coloro che non si limiteranno a rendere efficienti dal punto di vista energetico gli immobili, ma per esempio in quell'occasione penseranno di smaltire, di bonificare l'immobile stesso, quindi di togliere l'amianto da dove sia presente. Quindi cerchiamo in maniera diretta o in maniera indiretta di rendere possibile, sostenibile le azioni appunto di smaltimento dell'amianto, che poi ovviamente deve trovare una destinazione che allo stato attuale quella estera, ma ci siamo anche su quello, ovviamente l'attenzione è altissima e quindi insomma precisa e chiara. Bresciani voleva fare una domanda. Complimenti assessore, diciamo che le posso confermare dei dati che ho avuto dalla sanità che le polveri di amianto sono quiete adesso, e c'è il fenomeno della patologia è un fenomeno che viene da lontano, e quindi con i fenomeni patologici di oggi non risultano un incremento se non quello del passato. Questa è una cosa fondamentale. Mi ricordo assessore, che nel 2010 l'Istituto Nazionale dei Tumori mi chiese di acquistare un apparecchio per un acceleratore lineare di alta tecnologia e di alto costo per una diagnostica tumorale. Io invece ho finanziato di togliere l'amianto all'Istituto Nazionale dei Tumori, che ha amianto e cura i tumori d'amianto. Noi abbiamo una grande problematica, credo che lei conosca molto bene, che i grandi istituti che noi abbiamo sono molto ricchi di amianto, anche i pollai, è vero quello che lei dice, però quelli sono quelli che adesso sono definanziati da questo governo Politburo meraviglioso, per cui avranno delle grandi difficoltà. Secondo tema
è lo smaltimento, perché io ho seguito, quando era la mia funzione, ho seguito il discorso dello smaltimento. I sarcofagi dopo 30 anni perdono nelle acque sotterranee l'amianto va nei tubi e poi dopo viene a essere praticamente essiccato e diventa amianto che può essere volatile. Quindi fra 30 anni, se noi continuiamo a costruire i sarcofagi, ben costruiti come volete, perché non resistono di più di 30 anni nella capacità di non contaminare il terreno. Ci sono delle procedure attuali che bruciano l'amianto e che utilizzano l'amianto poi come polvere inerte per fare asfalto e quant'altro. So che c'è un'apparecchiatura in Sardegna, non so se funzioni ancora, però l'estero si sta svegliando e andando in quella direzione. Purtroppo noi avremo da fare i conti con quelli che fanno la mafia delle zone che servono alla bonifica. Quindi auguri, buon lavoro. Io so che lei è bravissima e le faccio tanti auguri. No, ma infatti di questo io volevo proprio fare una domanda all'assessore, perché la domanda era dove finisce poi l'amianto che viene smaltito. Io so che i grandi quantitativi, quasi il 95%, però adesso sarai più precisa tu, Claudia, va all'estero, soprattutto in Germania. In Lombardia la situazione com'è? So che ci sono attualmente, se non sbaglio, 2 le discariche della Lombardia, che è Montichiari e Brescia, e ce ne sarebbe una terza che è in fase di autorizzazione, però insomma attualmente sono 2. No, il discorso perché attualmente mi sembra che di rivolgersi a questi forni, grandi forni, che hanno costruito, io credo nel Canada, da altre parti, che bruciano l'amianto e lo rendono inerte. Diventa polvere inerte, non è più amianto. Cioè è amianto ma è inerte. E di conseguenza poi si può utilizzare anche la ricerca, anche per le costruzioni. Quindi bisogna andare in quella direzione e non aumentare le aree perché anche in Europa, in Germania, non è che poi noi siamo immuni da quell'amianto. Assessore, quindi com'è? Beh, come dicevi tu, Simone, attualmente quasi tutto l'amianto viene esportato all'estero, anche perché gli impianti attualmente autorizzati per smaltire non avrebbero la capacità, ci vorrebbero penso 10-15, forse anche 20 anni per smaltire tutto rispetto alle capacità finora autorizzate, nemmeno probabilmente con tutte le istanze che ci sono giacenti in Regione Lombardia, giacenti nel senso che sono oggetto di un'istruttoria che, capirete bene, deve essere precisa, deve essere puntuale e durante la quale nulla può essere lasciato ovviamente al caso. Gli impianti attualmente sono 2, uno funzionante, uno appena finito una sua procedura di revisione dell'autorizzazione, e uno invece di pochi giorni fa ha concluso il suo iter positivamente. Sono d'accordo quando si dice che le discariche non piacciono alla Regione Lombardia da anni, quelle normali, per i rifiuti normali figuriamoci quelle per i rifiuti speciali. Allo stato attuale le tecniche attualmente presenti sul territorio lombardo sono queste. Purtroppo, grazie anche ai numerosissimi tagli del governo centrale, non abbiamo più nemmeno la possibilità, per esempio, di sostenere anche metodi alternativi e sperimentali di smaltimento dell'amianto. Quindi, insomma, siamo un po' così, siamo qui con i metodi tradizionali che magari sappiamo tutti, insomma, consideriamo magari già quasi superati, ma comunque gli unici che abbiamo oramai a disposizione, ma questo ovviamente non ci fa passare la guardia su tutta un'altra serie di azioni relativamente a tutta un'altra serie Assessore, di azioni. ti chiedo di stare ancora 5 minuti con noi, che abbiamo un paio di telefonate. Buon lavoro, Assessore, buon lavoro. Stai con noi, Assessore, stai con noi ancora 5 minuti al telefono. Prego, buongiorno, in diretta. Sì? Prego, in diretta. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Padania, Francesco da Varese. Dimmi se sono io che non sento bene. Ciao, sei tu. Ciao, sì, Francesco. Ok, buongiorno Padania, saluto a voi. Come ho detto prima, non vi sento bene al telefono, per cui fatemi finire e poi riattacco il conto per radio. Ascolti, Assessore, qui io sono patentato come coordinatore alla rimozione, però la cosa è abbastanza critica qui in zona Varese. Cominciando dal pollaio alla baraccopoli, dove è contenente l'amianto, che i comuni spesso e volentieri chiudono l'occhio. Poi un'altra cosa, non c'è abbastanza controllo per quanto riguarda l'uso di tanti operatori sui cantieri, eccetera, che non dovrebbero neanche toccare l'amianto, devono tagliare, spostare, fare, dire. Poi un'altra cosa ancora, io vedo delle strade in alcuni centri di raccolta differenziata, dove un anno e mezzo fa io ho già fatto la segnalazione ai carabinieri, i carabinieri sono andati, però l'amianto è ancora lì, non è compattato, non è protetto, è lì alla mercé di chi si avvicina, eccetera, eccetera. Ecco,
vorremmo in questo caso un po' più di controllo e un po' più che la gente sappia cosa c'è dietro l'amianto, non solamente le cose superficiali che io a momenti mi veniva un colpo quando ho fatto il corso. Ascolto per radio, grazie, buona giornata. Grazie, molto interessante. Prendiamo un'altra telefonata, poi facciamo rispondere anche l'assessore regionale. Prego, buongiorno, in diretta. Pronto? Sì, in diretta, prego. Volevo sapere dall'esperto di amianto, dato che io bevevo e bevo ancora acqua da rocce amiantifere, però io ho quasi una certa età e non sono ancora morto. Ricordo che a Barangero, in provincia di Torino, c'era la più grande amiantifera d'Europa, miniera. Grazie. Ma io adesso non lo so tra le rocce il rischio, però qualcuno di studi ne ha fatti sul rischio delle rocce amiantifere nell'ambiente, quindi l'erosione a dispersione a distanza. Però poi, insomma, adesso non è, è un tema complesso. Questo è un elemento naturale. Ben per lui, che mi sembra che sia in salute. È un elemento naturale. Io non ho i dati sanitari su questo discorso delle rocce amiantifere. Il discorso è che abbiamo usato l'amianto e purtroppo l'amianto ha determinato questi fenomeni che sono sicuramente reali. Certamente non tutti quelli che sono stati esposti all'amianto hanno presentato il mesoselioma pleurico, però chi l'ha presentato è stato esposto all'amianto, insomma, è una cosa chiara. Assessore Terzi, invece il radioascoltatore Francesco di Varese ha posto dei quesiti interessanti, perché dice io sono addetto alla rimozione, ci fanno fare i corsi, sono molto superficiali, poi mi capita di passare in un centro di raccolta differenziato, mi trovo del materiale di amianto abbandonato lì così, insomma, è poi una situazione anche dei casi. Ha posto l'attenzione su due fattori, due elementi che coloro con cui ieri abbiamo condiviso questa prima giornata di pubblicazione dei dati appunto relativi alla mappatura fatta nel tempo, alle due mappature fatte nel tempo da ARPA, che ci hanno già segnalato. Cioè da una parte la formazione, la formazione non solo di chi abitualmente si occupa del trattamento dell'amianto, ma anche in generale degli operai edili o comunque di chi lavora nell'edilizia, che in qualche modo, per esempio pensiamo a chi fa ristrutturazione, si trova necessariamente, anche senza sceglierlo, ad avere a che fare magari con le case che presentano delle strutture in amianto piuttosto che gli impianti ricoperti di fibra d'amianto. E l'altra cosa è appunto i controlli. In questo senso, sia per l'una che per l'altra cosa, devo dire che la DG Salute, che è competente per l'amianto anche in questo frangente, si è ovviamente dichiarata disponibile a richiamare le ASL, ma soprattutto a sensibilizzare chi deve essere sensibilizzato, l'uno per i controlli, l'altro per la formazione, appunto per fare in modo che quelli che sono dei limiti, insomma, allo stato attuale che ci sono stati segnalati, sono stati avanzati, vengano assolutamente superati. Quindi da una parte più controlli e magari più tempestivi, forse, che è anche quello da mettere in evidenza come elemento di criticità, e dall'altro ovviamente la formazione, anche se ci assicurano che appunto viene fatta. La segnalazione del nostro ascoltatore senza dubbio la girerò con tempestività all'assessore Mantovani, che la riferirà appunto a chi di dovere, perché probabilmente quello che si sta facendo non basta e quindi tanto meglio approfondire. E la terza cosa, assessore, è più tagli chirurgici agli spreconi e a quelli che hanno una sanità e un sistema regionale che è a parità di bilancio da 11 anni e vengono ancora a tagliarci per toglierci le funzioni e ridurci come la Calabria. Allora, ho detto prima che i due rilevamenti 2007-2012 in 5 anni sono spariti circa 800.000 metri cubi, ne restano ancora da smaltire circa 2 milioni. Chissà, 10 anni magari ce la facciamo e la Lombardia sarà amianto zero. Beh, intanto questo Open Data è un caso unico in Italia e tra i primi in Europa, esportabile, un modello, quindi complimenti. Abbiamo altre 2 telefonate e poi torniamo. Ancora l'assessore. Lo presenteremo a Lisbona, ARPA lo presenterà a Lisbona come pratica ottima da esportare, come è caso più unico che raro. Molto bene. Assessore, ancora una cortesia, sta in diretta con noi, abbiamo altre 2 telefonate. Prego, buongiorno. Io ho 3 minuti perché poi devo andare. Prego, è in diretta, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi da Faloppio. Sì, salve, senta, vi volevo dire, il 5 ottobre del 2011 sul Foglio di Giuliano Ferrero è uscito un articolo di Rondolino sul perché bisogna disfare l'Italia, sul quale sono completamente d'accordo.
Se si seguisse quell'articolo lì non ci sarebbero i problemi dell'amianto, delle cave che qua abbiamo a Drezzo, a Faloppio, a Giatecomasco, non ci sarebbero neanche i problemi dei detriti che dalla Svizzera adesso vogliono portare nella zona dell'Oggiatese. Una questione di netto. Vabbè, non sono rifiuti pericolosi. Grazie, prendiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Buongiorno, io telefono da Torino. Io ho la casa Balangero, sono anni perché io ho già 85 anni. Ho la casa Balangero, ho parenti che hanno lavorato lì all'amianto, ma lì c'è la montagna al sole aperto. Andate a vedere, c'è la montagna al sole aperto, lì piove il sole, ma è lì che bisogna andare a vedere la cosa. Sì, grazie per la segnalazione. Mi rendo conto, certo, è in Piemonte. Noi in questo caso siamo in diretta con l'assessore regionale all'ambiente della Lombardia, però insomma magari possono esserci anche casi simili poi anche da noi. Facciamo salutare Claudia Terza, assessore regionale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Grazie Claudia della disponibilità. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. A presto. Sì, Luciano, è un tema delicato, molto sentito. Senti, ma ci ascoltiamo questa canzone? Sì, sì. È rivisitata da Emma, che ha comunque una bellissima voce. Sì, sarebbe di Fred Buscaglione. Ma chi la dedichiamo? Sì. Alla Boldrini? Sì.
sua, per regole, ti fa in modo che se il medico è furbetto ti fa saltare le liste d'attesa, no? E ti infila dentro nel sistema pubblico attraverso questo appannaggio privato, hai capito? O altrimenti ti opera nel sistema privato. Questi elementi così introdotti, hai capito, in questo sistema, il definanziare la sanità pubblica, anche se va bene come in Lombardia, significa ridurre la funzione della sanità pubblica e spostare il cittadino verso il privato. Quando si sarà spostato abbastanza, dico il Sud è il 20% della spesa privata, a quel punto lì è chiaro che intervengono le assicurazioni e il governo si impossessa di parte di quei soldi che sono dedicati alla sanità, che sono 110 miliardi circa l'anno. Hai capito? Bene. La manovra è chiarissima, hai capito? È distruttiva. Però c'è qualcuno che vuole fare i soldi nel sistema sanitario, come succede in Svizzera, come succede negli Stati Uniti, hai capito? È molto semplice da vedere e da chiarire. Bisogna mandarli a casa, mandare a casa il Politburo e fare un governo serio che abbatta i 10 miliardi, parte, non illudiamoci, parte dei 10 miliardi che costa la sanità per la corruzione, parte dei 7 miliardi che costa la sanità per l'uso improprio delle risorse per fare sanità, prestazioni inutili, queste robe qui. Terzo elemento, tagliare i costi impropri che non servono alla sanità. Il tutto sono 10 miliardi che riusciresti a mettere nella tua tasca, ma non lo puoi fare perché quei 10 miliardi servono al Sud per votare i deputati. E sai come vi saluto con gli nuovi occhiali da sole di by Simone Girardini e andiamo a berci una birra io e Luciano. Buon fine settimana, andiamo a berci questa birra. Ciao.